Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo a Sicilia Fiera perché dal 14 al 16 di marzo si tiene l'Expo della Pubblicità, un evento B2B per tutti i player operanti nel settore appunto di pubblicità e comunicazione che si incontreranno per un evento di networking per parlare delle innovazioni in questo campo. Vicepresidente, anche quest'anno torna Expo della Pubblicità, quali sono le prime sensazioni? A breve inizierete. Anzitutto il mondo della pubblicità e della comunicazione visiva cresce ed è sempre più ampio, infatti abbiamo alle nostre spalle le LED wall, abbiamo il sistema di pubblicità del wrapping, quindi le automobili. Oggi la pubblicità spazia su tutto il mondo in generale, tra l'altro noi oggi quest'anno festeggiamo la 19ª edizione di Expo della Pubblicità, quindi siamo più che maggiorenni, abbiamo un'esperienza importante e le aziende crescono e le abbiamo viste crescere insieme, quindi la pubblicità è il cuore pulsante di quello che è le grandi aziende. L'Italia e l'italiano è conosciuto per eleganza, stile, armonia nei dettagli e quindi cosa succede? Che oggi ogni tecnologia ha necessità di quelle competenze per far sì che ogni attività commerciale possa trasmettere anche nell'abbigliamento che indossa quel messaggio che comunica online, che comunica col messaggio diretto verso il cliente che entra dentro la propria attività. Questo è il nostro brand, GoCoPro. Cosa vogliamo trasmettere? GoCoPro è fare serigrafia a telaio digitale, eliminando i chimici, i solventi, l'acqua. E qua significa quindi ecologia, sostenibilità e soprattutto che rispecchia l'esigenza di mercato dove oggi si richiede molta velocità, molta rapidità e qua noi riusciamo a starci dietro. Stampa è un motore fondamentale della pubblicità, quali sono le novità di quest'anno? Ma allora noi come Sicilia Ufficio, come dealer Konica Minolta, presentiamo la Konica Minolta C84HC che è un'apparecchiatura che nonostante abbia quattro colori, quindi i soliti la stampa in quadricromia, ma riproduce uno spazio colore molto più ampio, quindi i professionisti della grafica si potranno sbizzarrire a stampare quello che vedono a monitor su carta e avere una fedeltà dei colori diversa da quello che di solito si trova sul mercato. Il mondo della comunicazione è cambiato tanto perché il negoziante, il proprietario di bottega ha capito che è indispensabile comunicare in modo attivo, cioè non lasciare le vetrine a se stesse con il cambio di manichino eccetera eccetera, ma la gente ha bisogno di qualcosa che si muove, qualcosa che viene guardato e l'occhio non riesce mai ad abituarsi, quindi è qualcosa sempre in movimento. Ecco. Come si fa a rendere bella questo tipo di pubblicità? Bisogna essere bravi anche a contestualizzarla all'interno del centro urbano in cui ci si trova, anche perché per esempio in questo New York fa da esempio, fin dagli anni 60 Times Square è diventata l'esempio lampante di come i LED wall possono diventare proprio parte integrante della visione urbana, ecco, e quindi bisogna essere bravi a contestualizzare, ecco, all'interno della città. Per me che perdo sempre tutto, c'è una soluzione, ci sono dei gadget per trovare gli oggetti, non so, la macchina, io sono un caso perso. Guarda, sicuramente la novità di quest'anno è tutta quanta una serie di articoli che utilizzano una tecnologia proprio di ricerca, utilizzando la tecnologia dell'Apple Find Me. Quindi di conseguenza abbiamo creato il portachiave, il portacarte di credito e forse la cosa più interessante con la stessa tecnologia può essere il campanello da bicicletta che praticamente dà meno nell'occhio, ma internamente porta la stessa tecnologia. Quindi qualora uno dovesse essere privato della bicicletta potrebbe trovare grazie all'applicazione dell'Apple dove è localizzata la bicicletta qua. Io la magliettina ce l'ho, però Carlo, ci sono altri colori per la stampa, quali posso scegliere tutti questi? Allora, colori per la stampa ce ne sono oggi veramente tanti. Possiamo scegliere soltanto di felpe tra 62 colori diversi, t-shirt 82, polo 35. La scelta c'è, devi decidere tu. Va bene, ora scelgo un colore diciamo molto sobrio, direi il rosa. Come ti sembra? Quale gradazione di rosa? Perché ne abbiamo 3-4 diverse, vuoi un pink vintage, un ancient pink, un lilla, cosa preferisci? Lilla, è più semplice da dire. Vabbè dai, diciamo oggigiorno l'uomo deve saper esprimere la propria sensibilità, mi sembra un colore adatto.